E allora eccoci qui, una buona serata a tutti i telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera Ermanno. Ciao Tullio, questa sera abbiamo due argomenti abbastanza interessanti. Uno ricorre, c'è la ricorrenza Falcone e Borsellino, li mettiamo insieme perché è una vicenda che non si può tenere separata. Ma non vorremmo fare un memento, piuttosto vorremmo fare un'analisi della situazione che ci siamo venuti a trovare a quell'epoca. Oggi è talmente surreale quella situazione che oggi a distanza di quanti? 30 anni quasi. 27 anni. Sì. Diciamo che ci troviamo in una situazione quasi incomprensibile per la logica che oggi noi viviamo. E non riusciamo, perché in quel momento ci venivano presentate le cose come se fossero naturali, normali. È normale che sia stato fatto un attentato. E dopo un mese e qualcosa è naturale che venisse fatto l'attentato al secondo protagonista, e questa è la cosa più terribile, li abbiamo eroicizzati. Li abbiamo mummificati come eroi e dopodiché abbiamo dimenticato tutto quello che è successo prima per arrivare a questa tragedia. Certo. E la situazione in cui a quell'epoca si trovava l'Italia. Eravamo sicuramente ancora reduci di una guerra fredda e ci trovavamo in un momento tragico dove un Presidente della Repubblica era stato costretto a dare le dimissioni, il picconatore Cossiga, e proprio nel passaggio del testimonio, provocato da Andreotti, succede la tragedia e poi ne parleremo meglio. Certo. Allora, invece l'altra parte bisogna invece parlare della politica attuale. La politica attuale, abbiamo avuto delle elezioni che non sono state elezioni nazionali, sono state europee, però qualcuno legge un significato di queste elezioni, il significato i risultati cosa ci possono portare. Ecco, questo è il motivo per cui discuteremo questa sera Lega, 5 Stelle, Forza Italia, PD e tutti i partiti Fratelli d'Italia che hanno concorso in questa cosa che era sì internazionale, era europea, però ma è stata calata poi nella realtà italiana, e quindi parleremo anche di questo. Certo, allora iniziamo innanzitutto adesso presentando i nostri ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Allora, buonasera Francesco Trotta, buonasera dell'associazione Cosa Vostra, uno scrittore, un giornalista, ha pubblicato alcuni libri proprio relativi alla mafia, di questo parleremo dopo. Buonasera al professor Vincenzo Guidotto. Buonasera professore, grazie di essere con noi, presidente dell'Osservatorio dei fenomeni, possiamo dire fenomeni mafiosi del Veneto, della criminalità organizzata. Grazie anche a lei per essere qua nei nostri studi. Criminalità organizzata mafiosa. Mafiosa, ecco, questa è la dicitura corretta. Buonasera a Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo. Buonasera. Allora, ricordiamo per i nostri telespettatori, ex sindaco di Padova. Buonasera allora a tutti quanti voi, e noi iniziamo come sempre con una pagina dedicata alle ricorrenze storiche. Abbiamo una sigla di memorandum che ci ricorda, appunto, anzi ci annuncia di che cosa parliamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. 25 maggio 1940. La battaglia di Dunkirk, l'esercito britannico intrappolato dai tedeschi sulla sponda francese della Manica. Momento culminante della prima fase dell'offensiva tedesca in Francia. Ecco, la battaglia di Dunkerque, una battaglia che durerà alcuni giorni, e sentiamo che cosa è successo brevemente in questo servizio che abbiamo preparato.
La battaglia di Dunkerque è il 25 maggio 1940. Le forze tedesche già da 2 settimane erano entrate in Francia e, salendo rapidamente verso nord, avevano raggiunto il 20 maggio le coste della Manica, schiacciando così tra Belgio e Francia l'intero gruppo delle armate alleate nell'area compresa tra Calais e Ostenda. Una situazione disperata. Gli inglesi capiscono di essere sconfitti, ma si lanciano in una grande operazione di salvataggio. L'operazione è denominata Dinamo, cioè l'evacuazione in massa delle forze militari alleate via mare verso l'Inghilterra. Utilizzando imbarcazioni di qualsiasi tipo, in pochi giorni attraverso il porto di Dunkerque sfuggono alla cattura oltre 340.000 soldati, di cui 120.000 francesi, ma lasciano tutto l'equipaggiamento e i materiali. Alla fine sul campo resteranno circa 1.200 cannoni, 1.250 cannoni anticarro e antiaerei, 11.000 mitragliatrici, 75.000 automezzi. In pratica andò perduto tutto l'equipaggiamento e le armi moderne disponibili dell'esercito britannico. La penuria di armi in Gran Bretagna dopo Dunkerque era tale che l'8 giugno si contavano sull'isola solo 420 pezzi da campagna, 54 cannoni anticarro e 105 carri armati medi in tutto. La riuscita evacuazione fu indubbiamente una delusione per il comando tedesco, venne salutata invece in Gran Bretagna come una stupefacente vittoria morale. Ecco, allora questo, diciamo così, in sintesi quello che è successo in quei giorni. Gottardo è una vicenda, cioè abbiamo il cellulare che suona, beh, ma ormai siamo abituati, Gottardo, non al suo cellulare, ma ormai è uno strumento col quale abbiamo a che fare costantemente, no? Chiedo scusa. Nessun problema. Allora, si diceva appunto alcuni giorni di battaglia, però come dire, cosa succede? E da quella che è, tra virgolette, una sconfitta, gli inglesi poi tra l'altro ne traggono anche una sorta di vantaggio morale. Sì, perché è venuto fuori fino in fondo la barbarie. Quello che viene fuori in questa occasione, nell'impatto con l'opinione pubblica, è l'aspetto della barbarie. Io credo che sia stata in questa occasione dove nasce l'osservazione del grande Einstein, che dice: io non so come sarà la terza guerra mondiale, se ci sarà, ma sarà combattuta con la clava, proprio perché tale è il deserto di distruzione che viene costruito, che è una presa di coscienza, questo, e crea una mobilitazione così complessa, per cui alla fine è un rovesciamento di presa di posizione, per cui alla fine il nazismo viene sconfitto. Questo sì, però qui siamo nel 40, diciamo siamo ancora... Siamo all'inizio. Certo, la guerra lampo. Quindi, però questo episodio che mostra la ferocia fa prendere posizione anche il fronte comunista, quello di Stalin, comincia a rendersi conto di cosa sta davvero succedendo. Quindi si comincia a costituire una presa di coscienza che io sono convinto che fosse di antibarbarie, come diceva il buon Einstein. Certo, professor Guidotto, cosa le dicono queste immagini? Beh, dico che le immagini non mi fanno ricordare vicende del periodo bellico, perché a quell'epoca, nel 40, non era ancora nato. Mi fanno pensare però alla esperienza di mio padre, classe 1908, originario di Catania, della provincia di Catania, il quale alla vigilia del 42 fu mobilitato, era carabiniere, fu mobilitato e arrivò qua a Padova e ci rimase fino al 44, fino all'agosto del 44, quando fu arrestato da un gruppo di nazifascisti e deportato in Germania, perché aveva fornito armi ai partigiani di Ponte di Brenta, così ha scritto nel diario, attraverso un maresciallo che era capogruppo della banda Marcello, banda di carabinieri. Marcello era un colonnello che era stato
mandato a riposo quando il ministro della guerra ha imposto ai carabinieri di indossare la camicia nera, perché l'arma dei carabinieri al di qua della linea gotica era stata inglobata nella Guardia Nazionale Repubblicana, ma solo formalmente, perché nella mente dei carabinieri non c'era. Ecco, ma queste cose qui di suo padre lei le ha prese direttamente da lui? Le ho oppure... prese dal diario che ha scritto. Però purtroppo quando uno è figlio di famiglia e studia alle superiori e all'università, non è che si preoccupa di dialogare con i genitori su certe cose, poi però rimpiange, uno prova un senso di amarezza per non aver potuto approfondire certe cose così. Ecco, invece, per quanto riguarda invece la vicenda di questa battaglia di Dunkerque, i tedeschi avevano la possibilità, tra virgolette, di, se possibile, chiudere, diciamo così, il cerchio, ma questo non è stato fatto. Non è stato fatto, poi c'è stato l'accordo di Vichy, il governo di Vichy, il collaborazionismo. I giudizi degli storici a volte non concordano, come anche sulla fuga del re d'Italia da Roma l'8 settembre, c'è stato qualche studioso di sinistra che ha sostenuto che anche all'estero i monarchi abbandonarono la capitale dello Stato per salvare la monarchia, eccetera. Indubbiamente grandi responsabilità sono state invece quelle della classe dirigente, dei ministri, del Presidente del Consiglio, che avrebbero dovuto rimanere là per salvare la monarchia, cioè il discorso è ampio. Certo. Quindi insomma lei dice che la lettura, quella che è la lettura normalmente, diciamo quella del racconto della storia, non sempre... Potrei dire da siciliano, io non c'ero, però ritengo doveroso e onesto dire che ci sono stati degli storici, uno mi pare che sia Villari, ho comunque conservato queste analisi, ci sono stati degli studiosi, degli storici di sinistra che hanno riconosciuto questo fatto, che il re d'Italia non è stato l'unico re che ha abbandonato il Casa Reale per salvare la pelle e la dinastia, poi le cose andarono. Certo. Anche lo stesso principe aveva detto al papà, parlo di Umberto II, aveva detto al papà ma no, rimaniamo, cioè anche quella figura va vista in modo realistico, senza pregiudizi soprattutto, perché la storia si fa senza pregiudizi. Certo, Guido. Bene, allora, una vittoria dimezzata, Ermanno. Nobel, il nostro ospite Francesco Trolta forse non vuole... Preferisco concentrarmi per l'argomento successivo. Sull'argomento successivo, ma questo è l'argomento, diciamo. Allora, Dunkerque c'è un quesito ci si pone, perché c'erano le armate tedesche che hanno aggirato, non sfondato, la linea Maginot, che era quella linea che andava praticamente dal Belgio fino alla Svizzera, che separava la Prussia o la Germania dalla Francia. Memori di quello che era successo nella Prima Guerra Mondiale, hanno costruito una fortezza e un muro di armi e un potenziale bellico per fermare qualsiasi eventuale invasione. I generali francesi, che sono sempre molto saccenti, dicono che questa sarà la barriera definitiva che isolerà la Francia dalla Prussia, vista l'esperienza che è stata fatta 20 anni prima circa. E allora dimenticano che i loro predecessori avevano fatto lo stesso errore, avevano lasciato una porta aperta. Nella zona dei Paesi Bassi non avevamo fatto una frontiera, ma diceva quelli sono i nostri alleati perché dobbiamo farla. Però la Prima Guerra Mondiale, l'accerchiamento delle truppe del fronte francese attraverso i Paesi Bassi, il Belgio, eccetera, era già avvenuto. Ma evidentemente
i generali non avevano imparato dalla storia, come si suol dire. Perché avevano fatto un altro calcolo. Ora che la Germania e le truppe tedesche riescono a girare la linea Maginot, noi siamo in grado di spostare i carri armati e affrontare e bloccarli e creare un fronte in quella direzione. Però non avevano calcolato una questione, è una questione chimica. Cioè a quell'epoca una delle famose armi segrete, e se ne producevano a tonnellate, avevano scoperto le anfetamine tedesche. Perché memori delle Olimpiadi che erano state fatte a Berlino, dove gli americani avevano stravinto perché i loro atleti erano stati, oggi si direbbe drogati, pompati, no? Doppati, avevano stravinto. Allora, incuriositi, hanno cercato e hanno inventato, scoperto, hanno organizzato e hanno costruito delle vere e proprie fabbriche, testando le anfetamine, l'effetto delle anfetamine. Non racconto tutta la vicenda, ma alla fine dissero questa è se un soldato prende le anfetamine diventa un soldato perfetto, non pensa più, gli dice una cosa, lui la fa, come dei robot. Allora c'è un progetto assurdo, prendiamo tutta l'armata, tutte l'esercito, diciamo, le divisioni corazzate e facciamo l'accerchiamento della linea Maginot. Non la sfondano, la cerchiano. A una tale velocità per cui devono mettere organizzano un settore che riesca a convogliare tutta questa massa di camion, di carri armati, di mezzi, di cannoni, eccetera, attraverso delle strade che non era praticabile per quella quantità di diciamo, flusso bellico. Ma ci riescono e prendono i francesi e gli inglesi di sorpresa perché fanno l'accerchiamento in 3 giorni. La battaglia dura 7 giorni, Hitler è sveglio, rimane sveglio per 6 giorni circa, grazie alle anfetamine, perché Hitler, e questi dati poi dirò da dove vengono, finalmente dice ormai abbiamo vinto e lo mettono a dormire, perché era custodito come un bambino. E naturalmente le truppe non si fermano, a questo punto, aggirata la linea Maginot, ognuno fa quello che riesce a fare, perché non ci sono direttive particolari, non si sa, perché l'armata si espande su tutta la Francia e insegue l'esercito franco-inglese che si rifugia appunto a Dunkerque. E lì abbiamo pochi cannoni, pochi carri armati, praticamente nessuno, abbiamo una massa di quasi 600.000 persone premute contro il mare che aspettano che dall'Inghilterra arrivano le navi. E arrivano navi, ma soprattutto le navi non possono avvicinarsi, quindi sono barche, arrivano pescherecci che caricano le persone, arrivano barche a motore che traghettano questa gente poveretta che è a rischio di un disastro e li trasportano in Inghilterra. Quando le divisioni corazzate si fermano a pochi chilometri e vedono questa massa di persone che sta cercando di migrare verso l'Inghilterra, svegliano Hitler. Abbiamo vinto, ma possiamo distruggere l'esercito franco-inglese, 600.000 persone. E a questo punto Hitler si sveglia, ma probabilmente si dice fosse un effetto negativo delle anfetamine, no? E ordina l'arresto dell'esercito, delle truppe, e neanche potevano sparare. Allora il generale, che non vi dico il nome, Brauchschacht, insiste, dice ma abbiamo vinto, possiamo annientarli tutti, cioè non avremo più un esercito di fronte in futuro. E Hitler, siccome non l'ho ordinato io, e lo dice espressamente, e questo ce lo racconta Morrell, che era il suo medico curante, che seguiva Hitler come un cagnolino, perché Hitler a quell'epoca non riusciva a stare in piedi.
Avete presente il saluto che faceva Hitler? Non stendeva il braccio, lo stendeva, poi lo piegava indietro. Il motivo è che non riusciva a tenerlo steso e aveva grossi problemi di salute. Grossi problemi che derivavano dal disastro che aveva subito durante la Prima Guerra Mondiale, se la tirava dietro. E Moret scrive nelle sue memorie, e Moret scrive tutte le ricette per garantirsi che un domani venga incolpato di qualcosa, tutte le ricette che aveva, tutta la somministrazione delle droghe fatte ad Hitler. Nell'arco di circa 10 anni ha somministrato circa 11.000 iniezioni di varie droghe, la maggior parte di queste anche le anfetamine. La stessa cosa subirà Mussolini quando viene preso dal Gran Sasso, portato in Germania ed è chiaramente depresso, iniettano una bella pacca di anfetamine, Mussolini riprende coraggio anfetaminizzato e abbiamo visto poi dove siamo andati a finire. Allora, la Germania a quell'epoca produceva tonnellate di anfetamine e venivano distribuite all'esercito. Ma siccome non erano sufficienti, addirittura ci sono lettere dei soldati sul fronte russo che chiedono alla famiglia: non mandarmi il pane, la marmellata o il salame, cerca, trova, mandami le anfetamine perché io sono di guardia tutta la notte e mi addormento, se mi addormento non posso addormentarmi, mandami le anfetamine perché riesco a restare sveglio. Tutta questa documentazione, poi ci sono altre fonti, ma diciamo la principale, c'è un bellissimo libro intitolato I tossici, cioè l'arma segreta di Hitler, che è riuscito a dare quel vigore, diciamo, anche acefalo alle proprie truppe, grazie a una sostanza chimica che era appena stata scoperta, ma che i tedeschi avevano utilizzato in grande quantità. Diciamo che il fronte si è fermato per un'idea strana di Hitler, fortunatamente, venendo dal punto di vista. Altrimenti quelle truppe, circa 360.000 che riuscirono a passare lo stretto, Hitler se le trovò successivamente di fronte nelle guerre, nelle battaglie successive. Ecco, quindi spesso la storia, i dettagli o certe situazioni della storia, gli storici non le apprezzano, preferiscono le grandi sceneggiate, le grandi schieramenti di truppe, il Waterloo con la carica della cavalleria, eccetera, ma in realtà sotto sotto, come all'epoca di Waterloo, una delle cose per cui si dice che la battaglia di Waterloo sia andata in quella maniera, perché il buon Napoleone si sentiva male e andò a dormire. Napoleone le teneva le mani sullo stomaco, se ricordate che era un atteggiamento quasi nobile, in realtà soffriva di mal di stomaco, perché gli veniva somministrato delle sostanze, anche lui, delle sostanze tossiche, no? E quindi quando poi andarono a riesumare la salma di Napoleone, scoprirono, analizzando i capelli, questo recentemente, circa 30 anni fa, che era stato avvelenato. La stessa cosa che è avvenuta con Camillo Benso, conte di Cavour, anche lui morì avvelenato. Bene, la storia è sempre affascinante. Anche giovane, perché è morto, mi pare, a 51 anni, Camillo Benso, conte di Cavour. Sì. Per quell'epoca, insomma era già una buona età. Oggi possiamo dire che siamo giovani, che sono giovani, certo. E certo che comunque Hitler, diciamo, con questa sua presa di posizione ha rinunciato forse a quello che poteva essere il colpo di grazia già da subito agli alleati. Praticamente allora sarebbe stato possibile l'invasione dell'Inghilterra, perché le truppe inglesi erano quasi tutte passate in continente. Quindi il problema era molto grosso dopo per l'invasione dell'Inghilterra, ma lì, perché la storia è fatta di bufale,
Gli fu detto: noi abbiamo la flotta aerea più grande del mondo, quindi andremo in Inghilterra e bombarderemo. In realtà la flotta tedesca, diciamo tradizionale, con motore, non funzionava. Funzionarono in maniera sporadica le V2, sicuramente un'arma strepitosa per l'epoca, ma di buona efficacia, ma chiaramente non puoi organizzare una strategia su un'ipotesi di una bomba che parte, anche se le capacità di esplosione del V2 erano molto grandi, ma sicuramente non puoi gestire una strategia senza sapere vedere e collocarti sul paese dove naturalmente vuoi affrontare il conflitto. Quindi le V2 erano una grande scoperta rivoluzionaria, ma diciamo alla fine di poco effetto da un punto di vista strategico. Ma diciamo che furono delle grandi invenzioni fatte dalla Germania dell'epoca. Certo, certo. Bene, allora chiudiamo qua la pagina della ricorrenza storica, adesso facciamo un breve break pubblicitario, ma torniamo subito e inizieremo allora ad affrontare questo tema, cioè tutti i buchi neri, i misteri diciamo che caratterizzano appunto le stragi di mafia e in particolare quella di Falcone e di Borsellino. Tra poco, dopo la pubblicità.